Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi porto in giro per il nord Italia in bicicletta. Mi raccomando, se i video vi piacciono mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Queste cose fanno la differenza e per me sono molto importanti. Buona visione! Sono partito stamattina da Adria e sto percorrendo la ciclabile sull'argine nord del Po. Sono quasi a Porto Tolle, ho finito l'acqua e però ho trovato questa, quindi adesso posso lavarmi, riempire le borracce e continuare. Caldo ragazzi, andiamo? Oggi ci sono stati 40 gradi da mezzogiorno fino ad adesso praticamente, ma sono rimasto quasi 5 ore in un parchetto e poi sono stato in un bar perché è impossibile muoversi. Ho trovato una signora che dava da bere ai fiori e passando in bici mi ha chiesto vuole un bagno? E ho inchiodato subito e gli ho detto sì. E mi ha annaffiato con la pompa dell'acqua e bene, molto più fresco. Capatina veloce a Lido di Bolano che non ho trovato particolarmente speciale. Adesso attraverso questa strada nel bosco dovrei dirigermi verso Comacchio. Ho passato la notte a San Giuseppe di Comacchio in una zona industriale in fianco al Lidl, molto economico, 3 euro ho mangiato come un maiale e non mi hanno disturbato di notte né tossicodipendenti né polizia, quindi tutto bene. E adesso si va a visitare Comacchio che sembrerebbe essere un bel paesino. Un tipo mi ha consigliato una stradina che passa dritto tra le valli di Comacchio e tra le saline, quindi vediamo cosa c'è di interessante oggi. Saline di Comacchio e laggiù è pieno di fenicotteri rosa. Ci sono i fenicotteri rosa! Direzione Ravenna, da lì penso prenderò un treno per Bologna perché non ho niente di particolare da vedere tra Ravenna e Bologna, per cui vado direttamente lì. Incominciamo questa via degli dei. Non si può. Sono arrivato a Bologna in treno da Ravenna perché, come ho già detto, non c'era molto da vedere per quanto mi riguarda. Sto già lasciando il centro alle spalle per dirigermi a Casalecchio sul Reno, da cui dovrebbe, secondo i miei calcoli, incominciare la via degli Dei, vecchia antica via militare che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino. In totale dovrebbero essere sui 130 km da fare in 5-6 giorni a piedi. In bici non so come sarà, ma spero di farlo in meno tempo. Documento la partenza della via degli Dei perché probabilmente non vedrò la fine. Ho parlato anche con diversa gente e mi hanno detto che ci sono dei tratti in cui devi portare la bici in spalla, il che non sarebbe un problema se io avessi una bici normale, ma considerando che pesa moltissimo non penso di riuscire a portarla in spalla, cioè, al massimo posso spingerla. Comunque noi ci proviamo, mal che vada scendo giù sulla statale e me la faccio in bici sulla statale. E comunque ci proviamo. Questo è l'inizio, siamo alla chiesa di qualcosa, non mi ricordo più, comunque qua dietro, molto carina. No, non è vero, non l'ho neanche guardata, non so se sia carina o no. Parco del Talon, sì, Talon probabilmente, che è il punto di partenza, a Casalecchio sul Reno. E niente, questo è l'ingresso. Sembra figo, sembra molto figo. Oh, noi ci proviamo. Dopo 2 chilometri in cui ho capito che non avrei mai potuto portare la bicicletta oltre gli Appennini, sono dovuto rientrare sulla statale e continuare fino a Firenze in quella direzione, abbandonando il progetto della via degli Dei. 6:36 di mattina, è sabato e questo è il Reno. Dopo il mio totale fallimento nell'attraversare la via degli Dei in bicicletta, cosa che ho capito dopo 2 chilometri, sto cercando di tornare verso una strada normale e per poi dirigermi verso Firenze, che è in quella direzione, mentre in questa direzione del Reno c'è Bologna. Ho dimenticato il cappello a Bologna, cazzo! Che sfigato!
Stiamo arrivando a Castiglione dei Pepoli, mancano ancora 5 km, 50 km in salita, una discesa meritata diciamo, anche perché sono stracarico con tutta l'acqua che ho comprato, il cibo per stasera, sono le 7 e io penso che andrò a letto entro un'ora, massimo, preferisco sfruttare le ore della mattina per pedalare perché già dalle 9 si comincia a schiattare. Ho passato la notte in questa foresta, ho dormito veramente bene, faceva anche freschetto. Adesso sono le 7:30, sono diretto a Barberino di Mugello, che dovrebbe essere intorno ai 10 km da qui. Sono le 7:10, stanotte ho dormito tra Borgo San Lorenzo e Firenze in un bosco. È stata una notte molto intensa, da quando mi sono seduto nella tenda ho trovato 3 zecche, una ce l'avevo già impiantata sull'addome, un'altra mi stava scalando un po' il polpaccio e la terza era sulle mutande. Un po' intenso per il fatto di cercare le zecche e non sapere se ne avessi altre addosso. Poi hanno iniziato i cinghiali a grugnire. A un certo punto ho sentito gli zoccoli ed è arrivato un cervo anche lui a fare i suoi versi, che cacchio ne so, poi corvi. Mentre stamattina ho sentito un altro po' di casino e un verso molto più basso, più profondo, non so cosa fosse, probabilmente un altro cervo, ma controllerò che tipo di animali ci sono in questi boschi. Comunque molto bello. Dovrei arrivare a Firenze entro un'ora, ci aggiorniamo. Laggiù a Firenze? Ho lasciato Firenze, sono diretto verso Pisa, sono stato ospitato da un amico che fa il regista. Ho avuto la fortuna di assistere alle riprese di queste scene di un film western e sicuramente vi starò postando il suo link se volete andare a dare un'occhiata ai suoi lavori. Marco, vado giù. 5, 2, terza. Azione. Ok, ho preso un treno da Empoli a Pisa perché in realtà non mi interessa più di tanto quello che c'è in mezzo, ancora campagna, ne ho vista tantissima. Mi giro un attimino a Pisa molto in fretta, poi vado a Lucca che sono 25 km e poi da Lucca cerchiamo un posto dove dormire direzione La Spezia. Arno si è gonfiato parecchio rispetto a Firenze. Ore 15:30, arrivo a Lucca che mi sembra molto simile a Treviso. Ho mangiato cappelletti numero 1 Barilla, cucinati male, ma almeno questa volta sono messo il sale. Passata di pomodoro Mutti, Crescenza 79 centesimi. L'idea di oggi, cioè in questo momento, è farmi un giro per il centro molto rapido e poi andare a prendere un treno per La Spezia, fare un rapidissimo tuffo nel mare di La Spezia e dirigermi a Cremona se trovo un treno che ci arriva in serata. Vediamo cosa combino oggi. Che bomba, che figata. Poi ci sono gli alberi sul tetto, cioè di cosa stiamo parlando? Sto controllando se c'è ancora la mia bici. Siamo alla Spezia, mi sto dirigendo verso Porto Venere. L'idea di riuscire ad arrivare a Cremona entro sera è saltata perché non ci sono treni e comunque Porto Venere è parecchio lontano e in salita, quindi cercherò un posto dove dormire qui. Voglio godermi un attimino il mare, quindi a dopo. Vi siete mai chiesti da dove provengano tutti i pomodori che comprate al supermercato? Dalle passate, alle polpe, ai pomodori sfusi in ortofrutta? Beh, sembrerebbero provenire tutti da un unico paese. Dei pomodori e dei pomodori, estesa di coltivazione pomodorifera che serve a venite a Roncopascolo, ma non come turisti, mi raccomando,
come ospiti. Una notte in un campeggio ufficiale, ovviamente offerto perché mi sono appioppato a mio amico che ha una bancarella qua al Tanta Roba Festival di Cremona. Sono partito dopo 3 giorni a Cremona in cui ho aiutato un mio amico a esporre, molto figo, molto bello, tantissima gente. Oggi me ne sto ripartendo per direzione Milano, manca un quarto alle 8, sono partito tardissimo perché tra musica e zanzare non sono riuscito a dormire, quindi sono un po' stanco, ma vediamo di farcela. Sono 75 km più o meno per Milano, vorrei fermarmi solo una notte. Sarò ospitato anche lì da un amico. Guardate che meraviglia, la pianura padana! Abbiamo seguito la ciclovia dell'Adda da Cremona fino a Lodi, totale di circa 50 km. Adesso cerchiamo di fare una strada un po' meno trafficata per raggiungere Milano, direzione Sesto San Giovanni. Eccolo. Ciao, sono in stazione a Milano, dovevo prendere un treno per Peschiera del Garda e poi continuare a nord. Purtroppo qualcuno è morto sui binari, quindi devo cambiare i piani e andrò a Mantova e non so cosa fare dopo. Comunque mi avvierò verso casa. A questo punto mi vorrei scusare per l'audio del prossimo video, ma in quel momento il pensiero che ho cercato di esprimere era piuttosto significativo per me e non me la sono sentita di tagliarlo, quindi l'ho lasciato così com'è e sperando che possa ispirare qualcun altro a partire in bicicletta. Ciao, sono a Mantova e sta arrivando la tempesta esattamente nella direzione in cui devo andare io, Peschiera del Garda e Riva del Garda. Sono le 6:45 e sinceramente non so se mi abbiate sentito col casino del vento, non so se passare la notte nella stazione visto la tempesta oppure andare avanti, ma il mio istinto mi dice di fregarmene e andare avanti. Istinto di merda però c'ho io, Se devo farmi sorprendere dal temporale alle mie spalle, almeno che mi sorprenda mentre sono nel parco del Mincio, che è abbastanza grande, penso sia lungo una quindicina di chilometri e ci sono a quanto pare, come potete vedere alle mie spalle, un po' di campi in cui buttare la tenda. Se devo farmi investire dal temporale, speriamo almeno che sia qui e non in statale. Riflessione della sera. Non penso di poter spiegare in realtà quale sensazione si provi ad andare incontro alla tempesta su 2 ruote e con le proprie gambe, sapendo che non esiste un posto dove fermarsi e non c'è niente lungo la strada se non un sentiero. Io mi sto sentendo veramente molto libero, quindi consiglio, mi piacerebbe condividere questa esperienza, ma so che non è possibile a meno che uno non abbia le palle, diciamo, comunque la voglia di provarci e di salire in sella e di pedalare verso non si sa dove, verso l'orizzonte. È veramente una bellissima sensazione e vorrei veramente che che tutti la potessero provare. Il non sapere dove dormire, l'imprevisto che potrebbe arrivare la pioggia da un momento all'altro, e tutta questa vita che c'è attorno, questo verde, queste foreste, laghi, le nubi temporalesche mi fanno sentire più vivo e nemmeno solo in realtà, perché sono in mezzo a un immenso ecosistema, un immenso organismo che è vivo ed è molto bello. Quindi se qualcuno ci sta pensando ma non ha il coraggio di farlo perché ha paura, il consiglio è fatelo e basta, perché l'accrescimento che avrete all'interno di voi stessi sarà enorme. Peschiera del Garda. Dopo 2 settimane di viaggio la mia action camera ha deciso di lasciarmi a piedi, quindi ho perso moltissime delle riprese da Peschiera del Garda, Riva del Garda, Trento fino a Treviso, però qualcosa si è salvato comunque. Buona visione e alla prossima! La ciclabile della Valsugana che dovrebbe portarmi, non lo so esattamente fino a dove, comunque avanti sicuramente. È stato difficile raggiungerla causa la statale, però ce l'abbiamo fatta.
Sto seguendo la ciclopista del Brenta che ho preso alla fine della ciclopista della Valsugana. È stato un macello prenderla perché era chiusa in più punti e non c'erano indicazioni, e anzi ce n'erano troppe che portavano in giro, e poi ce n'era una di strada bloccata ad un certo punto, però non me l'hanno messa la deviazione, me l'hanno messa tipo 2 km più avanti, quindi ho dovuto tornare indietro. Un'altra volta mi ha fatto continuare a fianco a uno di questi ponti e alla fine la strada è scomparsa in mezzo al bosco e sono dovuto uscire bestemmiando con la bici in spalla, smontando tutti i pezzi della bici per riuscire a portarla oltre il guardrail. E nulla, adesso vado verso Bassano del Grappa.